Sotto il cielo rosso azzurro. Sotto il cielo rosso azzurro. Una sola fede calcistica, un solo programma. Sotto il cielo rosso azzurro. Il calcio ha il sapore che gli dà. Quello rosso azzurro, quello rosso azzurro. Una squadra, il Catania. Siete pronti a interagire con noi su Bella Radio? Pronti per la nuova puntata settimanale di Sotto il cielo rosso azzurro, attendendo il Catania contro il Benevento questa domenica. Noi siamo qui più carichi che mai e soprattutto pronti per parlarne insieme. Vado a dare subito il ben arrivati a loro, Piero Borzì e Ferdinando Toro. Ciao ragazzi. Ciao Mary. Ciao Mary, ciao a tutti, buonasera. Forse non mi alzi il microfono un po'? No, nel microfono vieni bene. Sei Mi perfetto. senti? Certo, Sì, tu lo ok, senti. va bene, Lo sì. sentite bene? Sì. Aspetta, ho chiuso ok, vai. Va bene, allora, niente, dico benvenuti a tutti in questo venerdì. Siamo tutti in attesa di questo big match contro il Benevento. Quello con la Salernitana l'abbiamo già superato e dico abbastanza bene. Ora ci aspetta quest'altra partita che è importantissima domenica alle 2:30 di pomeriggio. È una bella attesa perché siamo tutti Carichi. sì, ma poi Oggi ti vedo anche più positivo, Ferdinando, rispetto a venerdì scorso che eri tipo la luna nera. Oggi ti vedo più positivo. Sì, oggi sono più positivo, questo è anche meno vero. male. Lo dico anche perché poi questa settimana sono successe cose importanti, lo possiamo dire tranquillamente. Allo stato attuale il vincitore della gara dell'asta di Torre del Grifo al momento se l'ha aggiudicato il Catania. Questa è una cosa importante. Dico, al momento è così, poi fino a giorno 30 ci potrebbe essere la possibilità di un terzo acquirente qualora dovesse fare una proposta, ma io credo che sarà una cosa un po' difficile. Anche sbagliato, lasciamelo dire, cioè un pochino una cosa ambigua, ecco, diciamo così. Sì, dai. però sai cos'è il discorso? È quello che poi alla fine, se la vedi sotto l'occhio imprenditoriale, alla fine Quello è normale sì, certo. che è una struttura che fa gol un po' a tutti. Quello sì. Noi lo associamo al Catania e questo è normale, però dico, da qui a portare Torre del Grifo ad essere operativo ancora ce ne vuole. Comunque già è un grande passo da parte del Catania. Ha dimostrato questa società comunque di esserci e soprattutto di volerci stare, no Piero? È normale, che l'importante è che Torre del Grifo è arrivato nel Catania. Poi speriamo, ripeto a dire, perché è una struttura sempre importante per noi, perché per lavorare in un futuro prossimo. È normale che speriamo che il giorno 30 si chiuda questa fatidica partita. Attualmente il Catania è in vantaggio, ha vinto, però fino al giorno 30 ci possono stare gli imprevisti dietro l'angolo, però allo stato attuale diciamo il Catania ha ritrovato casa. Non ci pensiamo, dai, pensiamo invece al fatto che alla fine domenica abbiamo questo incontro importante che, voglio dire, qualora il Catania dovesse vincere è un passo importante e soprattutto una dimostrazione di forza in questo campionato, perché battendo comunque la prima in classifica, battendo il Benevento che adesso è primo in classifica, sarebbe una grande cosa, no? Il Catania potrebbe anche soltanto per una manciata di ore guadagnarsi la testa della classifica, no Piero? Perché poi la Salernitana giocherà in serale. Dunque per un paio di ore Contro la Casertana gioca la Salernitana. Sì, dico, poi per un paio di ore si potrebbe prendere la testa della classifica. Questo mi auguro che ci rimanga anche lunedì, giusto? Però Ragazzi, vi scusatemi, però devo salutare Peppe Anzalone, perché ormai è uno di noi, Peppe, ce lo è sempre stato, però ha fatto un commento, io non avevo fatto caso. Dice, ma stasera voi due indossate la difesa dell'Avellino, vi siete vestiti biancoverdi, zio Piero! Allora, è un caso, questo è un caso, Peppe. Capito? Dice che è un caso. Guarda, che non è stato Il bianco la purezza e il verde la speranza. Ecco. Se la sono giocata così, sono anche bravi, capito, a giocarsela loro due. o la Tigre, no? La Tigre graffierà il Benevento. Capito? Quello è il gioco. Comunque mi riallacciavo al discorso di Ferdinando. Sì. Se il risultato di domenica sarà positivo,
daremo, anche se ancora è molto lontano, no? Diciamo, perché giustamente il campionato è lungo, però un'impronta a questo campionato, perché sarà un atto di forza, perché tu hai sfruttato il doppio impegno casalingo, venivi dalla vittoria esterna di Giuliano e quindi dai proprio un'impronta al campionato. E se il Catania giocherà come ha giocato domenica con la Salernitana, per il Benevento, che è poi una squadra che se la gioca, sarà una partita divertente. Non credo che sarà una partita abbottonata, conoscendo mister Auteri, però poi ogni partita ha la sua storia, ma credo che con i 20.000 e passa del Massimino, anche se questa domenica ci saranno i tifosi ospiti di Benevento, che sono tra l'altro gemellati con la tifoseria rossazzurra, e quindi sarà una giornata di festa un po' per tutti. Speriamo però che alla fine sta giornata va a favore dei colori rossazzurri. Vabbè Piero, ma appunto voglio dire, se poi tu ci pensi, anche se tu dici che alla fine l'Auteri è uno che magari se la viene a giocare, ma la Salernitana anche è venuta a giocarsela, motivo per cui alla fine ha fatto quel giro palla, ma il problema era che il Catania era tutto compatto dietro e cercava sempre di ripartire. Abbiamo comunque visto che penetrare nella difesa del Catania sta diventando difficile un po' a tutte le squadre. Poi secondo me, rispetto magari alla Salernitana, il Benevento è una squadra un po' più quadrata, un po' più completa anche nei reparti. Dunque non sarà secondo me la stessa partita, però se il Catania la fa con la stessa attenzione e li lascia giocare tranquillamente e magari cercherà appunto di colpirli in contropiede, secondo me la puoi vincere. Ma posso dire, scusami se ti interrompo, perché vedo un po' i commenti che arrivano anche da Rullo. Secondo me questa partita vista diversa rispetto a come veniva vista quella contro la Salernitana, perché anche il Rullo, scusate, mi dice diciamo che con il Benevento siamo un po' gemellati, sarà una grande gara a prescindere. Quello forse sicuramente. Il clima è diverso. Ecco, quello intendo io. E allora entri in campo con un atteggiamento diverso, ma soprattutto la tifoseria, non i giocatori, perché i giocatori entrano in campo per vincerle le partite, questo senza ombra di dubbio, però noi da tifosi magari come tifosi la vedi magari un po' più sei più tranquillo, no? Perché con la Salernitana c'era anche questa sfida che è iniziata già in estate, quando comunque alcuni componenti della rosa del Catania si sono spostati verso Salerno, e fra le altre cose anche a livello dirigenziale, cioè giustamente c'era qualcosa in più, no? Perché tutti volevamo dimostrare che nonostante ciò noi siamo forti, siamo forti e abbiamo fatto meglio le cose rispetto agli altri, no? Guarda, io mi riallaccio al discorso del Benevento, che gioca in maniera diversa della Salernitana, mentre la Salernitana dietro era una difesa molto molto fragile e il Catania infatti più di 2 volte la poteva trafiggere. Il Benevento gioca con cioè l'ultima partita mister Auteri ha giocato con il 3-4-3, con Saio avanti la difesa, con la difesa a 3 con Saio, Scogliamillo e Borghini, poi ha avuto il centrocampo a 4 con Ceresori e Pierozzi sugli esterni, interni Maida, che è un grandissimo calciatore, Prisco, con il Salvemini in avanti, con la Mesta e Manconi. Quindi ha tante alternative, perché secondo me, come il Catania, è la rosa più completa del campionato, perché mentre la Salernitana è una rosa incompleta, anche oggi leggevo un articolo del direttore Faggiano dove ha detto, dice, il Catania e Benevento sono più forti attualmente della Salernitana in base anche all'organico. Auteri è un mister che sa leggere le partite, gioca di intensità tutti i 90 minuti, quindi credo che sarà questa volta uno spettacolo degno della cornice di pubblico che ci sarà. Questa è una cosa bella. Io vi blocco, scusatemi, perché abbiamo la prima pausa della giornata, della puntata, quindi ci fermiamo per un istante, ritorniamo tra poco, anche perché oggi è una puntata diciamo piena anche per quanto riguarda gli ospiti. Torniamo tra pochissimo. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro. E noi siamo ritornati. Breve pausa, ritorniamo in diretta nuovamente. Allora, Ferdinando e Piero, siamo pronti per una telefonata. Sì. Ok? Vai. Pronto?
Pronto? Mister, buonasera, sono Piero, mister. Buonasera Piero, a te e a tutti i tuoi radioascoltatori. Buonasera mister, io ho voluto il suo intervento conoscendo dall'atto del tuo trascorso calcistico, esperienza in Serie B, in Serie C, queste partite come quella di domenica Catania-Benevento tu ne hai vissute tante. Conoscendo mister Auteri, tu che partita ti aspetti e il Catania secondo te in questo campionato cosa dirà? Ma Piero, il Catania quest'anno deve dire la sua per forza di cose. Uno, perché non può stare in questa categoria. Due, perché c'ha un organico talmente ampio e buono che deve per forza fare il salto di categoria. E tre, insomma, perché poi gioca in casa e quindi queste partite vanno vinte, anche se devo dire le squadre di Auteri sono sempre rognose, non bisogna mai cantare vittoria prima del tempo. Comunque è sempre una partita, ancora non è il campionato, finisce domenica, ma io sono molto fiducioso per quanto riguarda la partita di domenica. Sì, mister, sì, piacere, sono Ferdinando. Allora, intanto ti ringrazio di essere qui ospite a Sotto il cielo rosso azzurro. Poi appunto, come dicevi tu, questa cosa mi preoccupa un pochettino questa cosa di Auteri, no? Che comunque è sempre camaleontico, riesce sempre a cambiare proprio modulo, cambiando anche solo 2 elementi squadra e già tipo crea problemi. Noi l'abbiamo visto anche l'anno scorso, dove alla fine lui facendo 2 cambi ha risolto la partita e Toscano facendone 2 ha sbagliato. Secondo te conta più l'esperienza in questo caso o gli uomini? Ma no, conta sia l'uno che l'altro, diciamo così, conta sia l'uno che l'altro, questo senza ombra di dubbio, però c'è da considerare solo una cosa, che si gioca a Catania e Catania c'è un pubblico spettacolare, quindi penso che alla fine insomma la gente farà anche la sua parte, anzi sicuramente farà la sua parte e sarà decisiva secondo me, perché insomma la spinta del pubblico, io da ex giocatore quando la gente ci spingeva ci faceva uscire tutto quello che avevamo dentro, quindi al di là come hai detto tu giustamente, il discorso di Auteri, che è un ottimo tecnico, uno che legge bene la partita, uno che sa fare i cambi al momento giusto, però credo che per domenica Auteri, credo che domenica il Benevento lascerà le penne al Cibal. Ma anche perché, scusami Piero, anche perché se abbiamo visto le ultime partite del Catania con questo modo di giocare, no? Nel senso che alla fine si mette dietro, aspetta, poi al momento opportuno va sempre a colpire, no? Oggi comunque con i strappi di Lunetta, oggi abbiamo anche in forza, abbiamo anche Storolfini che alla fine l'abbiamo visto e si è presentato, abbiamo Caturano che può eventualmente cambiare le partite, è forte, che sta dando soprattutto una grande mano anche in fase di copertura, ma sta dimostrando proprio anche la voglia di andare a segnare, riprendersi un po' la scena, no? È un leader in campo, no? Ma il Catania ha 18 elementi forti, non ce n'ha un 10, 8, 11, 12. Sai che se tra un infortunio, tra una squalifica, una cosa, poi purtroppo poverini gli altri che giocano magari abbassano il livello tecnico. Catania quest'anno ha 18 giocatori forti e quindi esce uno, entra un altro, cambia poco. Questa è anche la forza di quest'anno secondo me. Mister, tu dalla tua esperienza da vecchio bomber navigato come sei stato, quando conterà la freddezza di un attaccante domenica? Ma io credo che domenica, anche perché poi Auteri non è il tipico allenatore che fa le barricate, che si chiude in difesa, è uno che gioca a viso aperto, quindi io credo che anche le occasioni domenica gli attaccanti catanesi le avranno. Bisogna essere chiaramente abbastanza freddi, ma
gli uomini che ha il Catania in avanti sanno il fatto loro. Stai tranquillo Piero che quest'anno non sbaglieranno. Orazio, allora tu mi stai dicendo che vedremo una partita divertente, no? Rispetto magari ai 45 minuti della settimana scorsa con la Salernitana, no? Secondo me sì, ripeto, Catania organico forte, Auteri a Benevento, più che Auteri, con Auteri in panchina, chiaramente è una squadra da tenere, diciamo così, in grossa considerazione, come si sta tenendo. Io credo che alla fine ne uscirà un bel match perché insomma tra l'altro il pari non so a chi servirebbe, col discorso dei 3 punti ormai si gioca fino alla fine per cercare di vincere la partita, quindi difendersi non credo che porti qualcosa di buono. No, ma anche perché col pari, qualora la Salernitana dovesse vincere poi nel serale, si ritornerebbe di nuovo nella situazione di classifica di 10 giorni fa. Infatti, forse come una volta quando giocavo io c'erano tanti pareggi, perché un punto anziché 2, perché la vittoria era 2 punti, faceva classifica. Adesso sì, fa classifica, però non come una vittoria che tu acquisisci 3 punti, quindi si cercherà fino alla fine di vincere la partita, ma credo che il Catania farà sua senza ombra di dubbio. Mister, io ho un amo accordo su di te, perché mi ricollego anche ai colori del Benevento. Quel tuo gol sul calcio di rigore quando abbiamo vinto col Messina in un derby di Serie B, mi ricordo ancora impresso, con lo stadio pieno, quindi i colori sono giallorossi. I fratelli Massimino, presidenti tutti e due. Sì. Quindi i colori giallorossi, speriamo che questa telefonata sia di buon auspicio. Esatto. Sia di buon auspicio. Mister, io ti ringrazio da parte mia, sempre un in bocca al lupo per tutto quello che fai. Grazie Piero, grazie Ferdinando, a te, ai tuoi collaboratori e a tutti i radioascoltatori. Ciao mister, grazie. Grazie mister Sorbello. Buona serata. Ciao, grazie. E allora, niente, abbiamo sentito appunto anche il pensiero di mister Sorbello, che alla fine ci ha anche un po' fatto capire che domenica sarà una partita divertente, o perlomeno questo è il suo pensiero, che giustamente, conoscendo anche Auteri, pensa che comunque la partita sarà divertente. Questa è una cosa che divertente mi nel senso di movimentata, la partita giocata, no? Esatto. Magari tante occasioni da rete, tante situazioni, ribaltamenti di fronte, magari per 90 minuti, e non come la settimana scorsa che per 45 minuti la partita era, diciamo, non era entusiasmante, ma poi quando si è sbloccata è diventata per noi entusiasmante. Sicuramente, poi per gli altri sofferenza, mi dispiace dirlo. poi una volta che siamo in casa, no, e vedere il tutto rende tutto anche più magico. No, ma sai cos'è anche strano, no? Che quest'anno noi capitano 2 partite una dopo l'altra di fila big match, e li vai a giocare tutte e 2, e le 3 squadre che si incontrano, cioè la cosa bella è questa, che poi alla fine sono tutte lì e nei primi posti di classifica, no? Cioè è una sfida particolare, no? Perché alla fine è come se sei alla finale che ti devi andare a giocare il primo posto, la stessa queste cosa. partite in un finale di campionato sarebbero fantastico. Anche per come stanno andate. Ancora dobbiamo giocare l'altra. Siamo tutti in un fazzoletto, in un punticino, quindi siamo io i pronostici è ve li chiedo dopo. Questa cosa, Piero, vedi che veramente c'è thrilling, campionato thrilling. Cioè, certe volte è bello quando si arriva al finale di campionato e 2 squadre si giocano, che ne so, la vittoria, e si giocano la promozione, è qualcosa di bello, no? Anche perché tu i arrivi punti al sono finale. lì. No, poi quando tu invece la vivi proprio all'inizio del campionato, secondo me poi si perde un po' il gusto. Il gusto per me lo sai quando si perde? Quando la prima già tanti di quei punti che chi è sotto dice ormai è fatta, è così. Però Non può, cioè anche se abbiamo visto campionati dove alla fine anche 20 punti avanti all'inizio del girone di ritorno e poi alla fine non hanno conquistato la vetta. La Lega Pro è questa. La Lega Pro è questa. Perché Ma lo vedremo, poi intanto noi dobbiamo pensare partita per partita, poi più avanti si vedrà.
Esatto, anche perché ancora ragazzi siamo all'11ª giornata domenica, quindi fondamentalmente a proposito di non c'è, a proposito di 11ª giornata, magari che ne pensi di leggere i prossimi turni? D'accordo. Iniziando giustamente da quelli che giocheranno magari domenica, perché stasera c'è una partita che giocava, Piero, me lo ricordi per favore, era il Foggia Altamura, è un incontro che ci sarà stasera, poi da domani ci saranno forse le prossime squadre, sì, che ci se vuoi delle partite, sì, se mi leggi gli incontri di questa settimana. Allora, questa settimana abbiamo Atalanta Picerno, Cavese Crotone, Siracusa Casarano, Trapani Audace Cerignola, Catania Benevento, Cosenza Potenza, Monopoli Giuliano, Sorrento Latina, Salernitana Casertana. E qua mi parte qua esatto, perché qua. No, perché io lo dicevo poco fa, no? Qualora il Catania dovesse vincere col Benevento, noi avremmo dal pomeriggio fino alla sera l'attesa e potremmo essere primi in classifica, no? Io mi auguro che la Salernitana... A che ora gioca la Salernitana? E penso alle 8:30. Alle 20:30. Alle 20:30, sì. Che poi la Salernitana questa volta è in casa. Sì, ospita la Casertana. Piero, ma tu pensi che ci possa essere lo sgambetto della Casertana? Ma guarda, è sempre un derby. La Salernitana mancherà il fatidico bomber inglese che ha avuto dei problemini. È sempre un derby, quindi lascia il tempo che corre. Quindi loro magari dalla sberla che hanno preso a Catania magari si vorranno rifare. Quindi la Casertana è una squadra difficile da affrontare, e poi l'altra settimana andiamo ad affrontare noi nel loro campo, quindi noi giustamente ci auguriamo di un passetto falso, però poi alla fine noi ci interessa guardare in casa nostra e portare i 3 punti domenica, e poi magari quello che viene ci prendiamo. Io ti dico una cosa, Piero, al di là di tutto, no? Comunque volendo essere anche un po' sportivo, a me mi è dispiaciuto quelle frasi cantate e dette la capolista se ne va. Oggi ti vorrei cantare io, ma no, la capolista se ne va, nel senso la capolista siamo noi, perché purtroppo sta cosa della capolista un po' ha fatto male, perché a 9 giornate dalla fine, dall'inizio del campionato parliamo di capoliste, e questo un po' mi dispiace. Vorrei far tornare un pochettino con i piedi per terra tutti quanti, perché ci sta, sì. Certo, no, condivido il pensiero. Guarda, non è questo, è il discorso che puoi dare un'impronta al campionato, perché io credo che se Toscano si arriva a stabilizzarsi in alta quota, difficilmente poi lo scettro verrà preso. Questo poi è una cosa che lo vedremo più avanti. Ma intanto, Mary, ci sono qualche messaggio che magari vuoi leggere? Allora, più che altro c'è Fabrizio che la butta lì. Faremo 28... Fabrizio, dalla fine del campionato scorso, l'ultima partita dei playoff, dà sempre questo. Io non l'ho mai letto in radio, quindi facciamo conoscere anche un po' ai nostri ascoltatori, anzi radio, telespettatori, il pensiero di Fabrizio. Ma allora, i numeri che dà sono sempre gli stessi o li cambia di volta in volta? No, non li cambia, è sempre uguale. Allora io ve lo leggo, raga, perché così possibilmente... Tu che ne sai se leggendolo su Bella non porta bene, non diventa tutto ancora più bello. Tu pensi che da qua alla fine di campionato il Catania farà un solo pareggio? Perché lui dice 4 pareggi. Già li abbiamo fatti i primi, quindi va bene. No, scusami, quant'è? 6 pareggi. 6 pareggi, scusa. 4 sconfitte e 28 vittorie. Questo è il pensiero di Fabrizio. C'è chi se la ride, ovvio. Ma guarda, era un pensiero che condividevo anche io a inizio campionato. Sì. Dicono fissate il messaggio di Fabrizio, l'abbiamo già menzionato comunque, ragazzi, qui direttamente ma si è fissato live, Fabrizio di suo, perché non c'è bisogno che lo fissi, lui lo scrive sempre, dunque non lo trovi in ogni live con questa tiritera. Esatto. E comunque, ragazzi, io non so fino a che punto, però vedo proprio come settimana scorsa sicuramente l'aria in positivo, non lo so, il Benevento. Allora, Mary, sai cos'è il discorso? Che tu comunque partivi con quella cosa che dovevi affrontare 2 scogli. Uno già l'hai superato, certo. Ora ti manca l'altro. Sei più fiducioso, questo è poco ma sicuro. Certo. Perché, però dico, rimaniamo sempre con i piedi per terra, perché è una partita importantissima. Qualora il Catania dovesse vincere, poi la partita dopo deve andare umile fuori casa e vincere l'altra partita, che sarà, Piero, ricordami con chi giocherà poi il Catania? A Caserta. Ma guarda, io ti dico una cosa,
io su queste cose dei piedi per terra ho una mia visione, no? Perché il Catania negli ultimi 2 anni ha una tradizione positiva col Benevento, perché abbiamo vinto tutte e 2 le partite in casa. E l'anno scorso loro hanno vinto contro di noi a gennaio e poi è stato proprio il massacro più totale, perché da quella partita non si sono più vista luce e hanno perso anche la vetta della classifica. Il Catania in casa, come diceva il mister, è una squadra molto rognosa, i giocatori sono mentalizzati. Io sono troppo fiducioso, anche se non mi voglio sbagliare, però vedo... il risultato dopo. No, Okay. troppo fiducioso nel senso, perché Comunque, vedo che la squadra ha preso continuità, ha preso carattere, ha preso un po' tutto. Si è amalgamata fra di loro. Si sono Piero, amalgamati fra di Massimo loro. ci considera 2 talismani. Dice voi portate fortuna. Da quando abbiamo Grazie, aperto Massimo. la puntata qua Grazie, su grazie. Bella, da quando abbiamo intrapreso Questo questa nuova vita. mi fa piacere e onore che siamo un trio che bene o male sta lavorando bene. Allora, Speriamo che a fine campionato No, ma poi vedi festeggiamo. la superstizione, no? Tipo Ovvio. Rosario De Cento dice no, non vengo più il venerdì, È vengo vero! solo il lunedì, È perché vero. sta portando bene. Ma guarda- è proprio, sta diventando anche una... ma tu sai che quello che faremo credi una si puntata di realizza. scaramanzia. Guarda Mary, tu sei testimone oculare, no? Sì. Domenica scorsa avevamo perlomeno detto il 2-0 con i marcatori e li ho Sì. azzeccati, quindi automaticamente se sta cosa porta bene continuiamo con questa tradizione. Piero, però Prima una della volta sì, chiusura. una volta sì, una volta no, perché certe volte... No, ho possibilmente beccato sempre. sbaglia i marcatori, capito? No, non ma ci frega guarda se che la sbaglia. stessa cosa vale per me, tante volte dicono cose e poi va tutto il contrario, ma sono cose che succedono. Ma ragazzi, parlate per voi, quello che tutte dico io succede sempre. Vabbè, ok. Dai, vi blocco ragazzi, vi blocco perché ci rifermiamo, ritorniamo tra pochissimo, anche perché abbiamo un altro ospite che è pronto a intervenire ai nostri telefoni. Bella Radio sotto il cielo rosso-azzurro. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Sotto il cielo rosso-azzurro siamo giunti all'ultima parte. In questo venerdì 24 ottobre, in attesa Catania-Benevento, ritorniamo con Ferdinando e Piero, anche perché abbiamo una telefonata. Ok? Vai. Pronto? Eccomi. Pronto, ciao Giovanni, grazie grazie per il tuo intervento. Buonasera. Ciao No, Giovanni. Secondo me è un po' di scaramanzia. Ci vuole pure nel calcio, tu lo sai, no? altro che. Quindi Potrei. ti vedo molto sereno, Giovanni, ti vedo molto sereno. Giovanni, tu In attesa. cosa pensi di questo match e se sarà una partita diversa di quella che abbiamo affrontato con la Salernitana? Allora, tatticamente sicuramente può essere diversa, però mi auguro che abbia la stessa trama per il Catania, ovviamente, perché comunque incontra una capolista, un'altra capolista, incontra una squadra che gioca, accennavo, in maniera totalmente diversa, sia a centrocampo sia nelle protezioni offensive, soprattutto in difesa sembra molto più quadrata rispetto alla Salernitana, ma non solo perché ha beccato solo 6 gol, il Catania ne ha beccati 5, quindi ci sono dei parametri diversi da leggere alla vigilia di questo match. Poi è chiaro, no? Con la Salernitana abbiamo visto tutti un episodio, sbloccato la partita, poi il Catania ha dominato e la gara è andata sotto certi versi, no? Sui binari che tutti quanti ci auguravamo. Anche qui credo che una disattenzione o un colpo di genio alla Cicerelli potrebbe indirizzare la partita. Giovanni, io ti volevo fare una domanda tecnica. Al centrocampo molto probabilmente c'è l'assenza di Guaini, che è entrato in squalifica. Tu credi che il mister proporrà, come nella seconda parte della partita, di Tacchio Aloi, e se ci potrà essere minutaggio per Caturano? Tu vedi di più Aloi o Corbari? Allora, se Aloi, come garantisce ovviamente la fase di non possesso in rilancio, diciamo che il titolare designato potrebbe essere proprio lui, però anche Corbari ha delle caratteristiche importanti, poi dipende da quello che vuole fare al centro del centrocampo l'allenatore.
È chiaro che la presenza di Eloy, che abbiamo tanto rimpianto nei momenti dei pareggi, nei momenti in cui il Catania aveva avuto una flessione, averlo al 100% in campo in una sfida così che tutti vorrebbero giocare, quindi anche lui, potrebbe essere un vantaggio. Questo per il centrocampo. Per l'attacco, io guardate, darei ancora fiducia a io. Oggi faccio il tifoso, poi domenica farò il giornalaio. Il giornalista. Con la G maiuscola. Ma no, con la G minuscola. No, tu sei un grande. Darei fiducia a Forte, ma non perché ha segnato nelle ultime 2 giornate, per come si è battuto, per come ha rincorso il pallone anche nella fase di non possesso, e comincia dalla sua pressione sul portatore di palla quando la squadra avversaria costruisce dal basso. È un ragazzo che comunque ce l'avevamo etichettato tutti, un po' tutti, come un altro Montalto, ma invece lasciamo perdere il numero dei gol, ma per l'impegno e per quello che dà nel complesso ai compagni è un giocatore da lodare. Poi è anche vero che siamo molto curiosi, no, di vedere Caturano in una grande partita come questa, no? Io immagino come la stia aspettando il giocatore, no? Che ha avuto poco spazio, quel mal di schiena e prima quello, poi, adesso credo che si sia messo in linea con le esigenze agonistiche dell'allenatore, e siamo tutti curiosi di vederlo. Ora magari ci sarà una staffetta, magari Toscano poi sai che dorme poco, come dice lui, quindi magari si sveglia la mattina e dice: sai, mi stanno studiando tutti quanti per bloccare una squadra che ha Forte al centro dell'attacco, invece mi metto Caturano. E me la dice una cosa? Senza trascurare quei 20 minuti di Rolfini, appunto, che questo non ha fatto gol. Anticipato. Sì, no, anticipato, perché ti volevo chiedere che impressione ti ha fatto Rolfini, se potrebbe essere proprio la sorpresa, diciamo, per far rifiatare Lunetta, perché domenica nel primo quarto d'ora magari Lunetta era un pochettino giù di tono, poi è entrato in partita al solito suo, quindi potrebbe essere anche una staffetta. Lunetta adesso è diventato e diventerà sempre un osservato speciale, che insomma segni 6 gol, li segni in quel modo, le progressioni, ruba palla all'avversario come è successo con Siracusa, con Limonelli. È chiaro che da un allenatore era braccato, sì, lo circonda, gli fa una sorta di gabbia, quasi una gabbia, visto contro la Salernitana, perché comunque aveva poche linee di passaggio libere, ma poi ha liberato comunque invece gli spazi per i compagni, no? Perché attirando su di sé l'attenzione maggiore magari qualcuno lo lasciava più. E in questo caso sai che Rolfini comunque ha anche lui caratteristiche diverse rispetto a Forte e a Caturano, però ha un modo di aggredire lo spazio che non è male. Poi Giovanni, scusami se ti interrompo. Dimmi. No, dico che poi alla fine oggi, anche con queste incognite di giocatori che ancora sono in panchina, non l'abbiamo visto, no? Abbiamo visto Rolfini così 10 minuti, ancora Caturano non l'abbiamo visto. Dico, alla fine a Toscano si potrebbe ritrovare ad avere veramente delle frecce nell'arco e poter sbalordire un pochettino gli avversari, no? Ma meglio così. Sì, questo sì, sicuramente è un valore aggiunto. Un grande vantaggio, ma giustissima la tua osservazione, perché ancora ci sono dei giocatori che non conosciamo noi bene, gli avversari conoscono un po' meno, Toscano li conosce benissimo, magari in una partita dove tutti si aspettano la solita formazione che ha giocato con Siracusa, Giuliano, con la Salernitana, magari ti spuntano 2 o 3 novità anche in corsa, per carità. Certo. E l'avversario un po', non dico che lo prende alla sprovvista, però cambi passo, cambi la disposizione negli ultimi 20 metri, il modo di allargarsi magari di Cecerelli che apre lo spazio per anche la posizione stessa in campo, no? Certo, perché Rolfini è partito poi per quella che era in quel momento la trama della gara, che doveva aprirsi per forza, che la Salernitana cercava di riprendere la gara, non c'è riuscita, e quindi Rolfini ha trovato molto più spazio. Certo. No, ma se tu vai a vedere, Giovanni, fondamentalmente è il live motive di ogni, tutte le volte appena il Catania magari riesce a segnare, vedi le squadre avversarie che alzano un po' il baricentro e loro trovano spazi aperti, squadre più lunghe, il Catania si diverte a giocare, ci fa divertire anche noi.
Sì. magari quando ancora il risultato rimane in bilico. Per questo io, tipo, se penso a quella punizione di Cicerelli, quella è stata la punizione spartiacque, no? Perché appena lui ha segnato, giustamente la Salernitana si è spinta un po' avanti e Catania poteva veramente divertirsi a fare gol, perché occasioni ne abbiamo avute, no? Cioè, forse è proprio questo modo di giocare del Catania che poi mette in difficoltà, perché alla fine abbiamo questa difesa che sta funzionando benissimo, rischiamo pochissimo, i centrocampisti che comunque aiutano a difendere, cioè è qualcosa di, anche se magari fin quando non si sblocca diventa una partita a volte noiosa e diamo spesse volte al giro palla agli altri, però si portano i punti a casa e mi va benissimo. No, in Serie C tutta la vita, anche perché se guardiamo dall'altra parte, proprio contro la Salernitana, abbiamo evocato, abbiamo inseguito, abbiamo sperato che la firma di Capomaggio, ma grazie a Di Tacchio l'ha annullato completamente, Giovanni. Quindi se tu poi ti bloccano il cervello della squadra, la Salernitana ha avuto difficoltà, il Catania ha scelto un'altra via che può essere se blocchi Maida devi bloccare a Maida, qua devi bloccare Maida, che è uno molto secondo me abbiamo visto che comunque come qualità quando gli chiedi queste cose a Di Tacchio li sa fare benissimo. Meno male. Maida come qualità è un po' superiore. Giovanni, guarda, Scusa Piero, volevo fare un'ultima domanda a Giovanni. Sì. Giovanni, tu giustamente poi lunedì scriverai un articolo, no? Tu già da tifoso hai iniziato a pensare, a buttare giù una bozza di quale potrebbe essere l'articolo? Vorrei allora, prima, nella tua testa l'hai pensato, no? ma sai che c'è, per scaramanzio non lo voglio pensare. Ok, va bene. E infatti Giovanni, io mi collego al rito Scaramanti con la telefonata di buon auspicio, porta bene, speriamo che lunedì commentiamo, venerdì commentiamo un'altra prestazione. Allora io dico speriamo che Giovanni lunedì può scrivere quel titolo che alla fine ha tanto a cuore e magari non lo vuole dire. Ovvio. Ecco, esattamente. Giovanni, non lo ricordo perché non ci penso. Giovanni, ti ringraziamo, è sempre un piacere parlare con te, un bacione, ti ringrazio. Ciao Giovanni. Ciao, grazie Giovanni. Ciao. Ringraziamo Giovanni per questa improvvisata telefonica. Esatto. Allora, iniziamo con i pronostici oppure prepariamo la prossima telefonata? Ditemi voi. Io direi di preparare la prossima. E poi dopo andiamo con i pronostici. Che è quella non dico più importante, però è quella che ci incuriosisce di più, no Piero? Sì. Perché alla fine vogliamo sapere anche qual è l'umore dei tifosi avversari nostri, no? Noi il nostro lo sappiamo, è normale, no? È una telefonata Già l'abbiamo avuto ospite l'anno scorso durante è un grande amico, i playoff, è un grande amico. Però guarda, è una telefonata che ho a cuore, perché ripeto a dire, è un grande amico che accoglieremo a braccia aperte, perché Catania lo accoglierà a braccia aperte come tifoso e come tutto. E quindi, però lo sai, alla fine l'amicizia è l'amicizia, il campo è il campo. Quindi, ma però Piero lo dicevi l'altra volta, scusami se ti interrompo, nei 90 minuti no, tu non hai nulla, parenti. No. Io nei 90 minuti onestamente mi sento quel guerriero, cioè in quei 90 minuti non conosco, l'hai presente tipo tu quando c'è la corrida? Vedi rosso, niente. Ho capito. Beh, no, ma io anche la penso così, nei 90 minuti. Poi dopo siamo amici, dopo siamo fratelli, dopo possiamo fare quello che vuoi tu, però Gaetano sta dando anche i risultati. Gaetano, ora li diremo dopo. Attendi dopo diremo, diciamo, c'è la fatidica situazione dei pronostici qua con Neri che poi dirà anche Piero, dillo, daremo in palio la maglia. Allora, ragazzi, se siete d'accordo con me, io risponderei subito al telefono. Ok? Vai! Pronto? Buonasera. Diamo il benvenuto a Peppe Anzalone. Peppe, benvenuto. Buonasera Peppe. Grazie mille, un abbraccio a te, a zio Piero, a Ferdinando, a Mary, a tutti. Ciao Peppe, un bacione grande anche a te. Qua ti salutiamo tutti e ti vogliamo tutti bene. Oggi siamo amici più che mai, domani di più di amici, dopodomani amici
in cui sempre amici si resta con un gusto diverso. Domani siamo amici e avversari per 90 minuti. Esatto. Perfetto. Con un gusto diverso, dai. C'è Guarda, chi piace il limone, c'è chi piace il cioccolato. No, ma il discorso del limone quest'anno Beppe Anzalone ne userà tanto. Togliendo la battuta mi volevo collegare un pochettino. C'era il Gavis con sì, c'erano tante cose. No. Però io guarda Mary, ti dico una cosa, io con l'amico Peppe di cuore, e te lo dico seriamente, lo scorso anno gli ho detto faremo un altro anno di C tutte e due. Quest'anno mi auguro che noi andiamo in B direttamente, loro con i playoff, e ci ritroviamo lo prossimo anno di fare Catania e Benevento e Benevento Catania in Serie B, così siamo tutti felici sempre e contenti. insieme, vicini Perfetto. vicini. Amen, finalmente l'hai capito che si nomina la Serie B, non la Serie B. Lo sai perché Peppe su questo è molto scaramantico con me, quindi loro sono gli stregoni, ma io sono lo stregone ufficiale. Accoppiata vincente, vedi, meglio così non si poteva. Lui è il mago e Peppe è lo stregone. Peppe, poi mettete in mezzo tra i due chi è quello più stregone? Io. Più previggente. Io. Ok. Peppe, ritornando, lui è un Harry Potter mancato. Guarda, quest'anno abbiamo qua un portafortuna, no? Che si chiama Mary Milani. Quest'anno, siccome lei oltre a essere presentatrice e tutto, showgirl, cantante, fa tutto, un po' di tutto, dobbiamo fare questa festa promozione, quindi è il top. Quindi l'anno quest'anno giusto. Siamo più preparati, Peppe, rispetto allo scorso anno. Comunque, posso fare una domanda a Peppe? Peppe, Sì. come la vivi questa situazione? E fammi capire quali sono le tue sensazioni. E quando viene a Catania? Domani viene a ok. Domani. Quali sono le tue sensazioni? Ferdinando, io mi permetto di leggere una cosa perché ho ascoltato, diciamo, la conferenza stampa del buon Oteri, e mi sono segnato alcuni passaggi che vorrei condividerli con voi. Con piacere. Perché secondo me è bello condividere anche dal vostro lato quello che nasce. È bravo, con un'opinione. Allora, a lui gli hanno chiesto che partita si aspetta. Lui ha detto: il Catania ha caratteristiche particolari, è una squadra compatta, il fatto che non ha preso tanti gol lo dimostra. Dopo 10 partite questi dati hanno una valenza. Le squadre di Toscano sono sempre così, toste, compatte, aggressive. Basti pensare che il Catania quest'anno ha migliorato tantissimo e in panchina ha calciatori come Dosio, Caturano e Rossini, e può utilizzare Forte, Lunetta e Cicirelli, calciatori che non scopre io. Quindi lui Poi ci deve. Gli hanno chiesto, mi sono segnato tutte le cose che gli hanno chiesto, perché proprio volevo parlare con voi della partita e fare giusto così una chiacchierata. Lui dice, è una partita, perché dice, gli chiedono, ma questa partita quanto possa valere per il proseguo del campionato? È una partita importante, perché ci sono diverse squadre in pochi punti, non esprimono giudizi finali. Questa partita non sarà la partita che deciderà il campionato, ma è un test del momento per misurare la forza delle squadre. Durante il campionato possono cambiare molte cose, i confronti diretti sono rilevanti. Giochiamo fuori casa, poi dice lui, e questo è il passaggio che mi sono segnato fortissimo, il nostro percorso in trasferta non è stato sempre perfettissimo, non perché abbiamo giocato brutte partite, ma perché ci sono stati degli errori di lettura che con il Catania non ci possiamo permettere. Per quanto mi riguarda sarà una partita emozionante, bella e affrontata da due squadre che sono, secondo me, le squadre che potranno dire la loro fino alla fine. Quindi vedi anche tu una partita a viso aperto. Lui però non ci possiamo permettere, degli errori che non ci possiamo permettere, quindi io spero che lui
stia riflettendo su determinate situazioni, che con il Catania determinati ritmi, zio Piero, perché tu lo sai io che cosa è, anche Ferdinando lo sa perché ci confrontiamo sempre, determinati ritmi devi avere anche il coraggio di gestirli e di calarli. Come diceva prima l'amico Giovanni, siamo in Serie C e quindi poi alla fine il gioco lascia il tempo che corre, quindi ti devi bene o male mettere anche quella corazza. Ma io credo che domenica ci sarà uno spettacolo sia nella tribuna che nel campo, perché Auderi, diciamo, anche se dal tuo punto di vista qualche errore non lo farà come le scorse trasferte, però credo che il Catania cercherà di fare il risultato e credo che la partita inizierà abbastanza, cioè non vedo una partita a scacchi, va. Bravo, anche io la vedo così, e sono convinto che queste due squadre hanno dei principi simili, sono due squadre che secondo il mio modesto punto di vista hanno attualmente le rose più complete. Anche Faggiano l'ho detto. Io non l'ho letto quello di Faggiano, ti ho ascoltato che ha detto che lui ha letto questa, che ha detto questa cosa perché l'hai detto tu e quindi che l'avevi letto, però c'è da dire che attualmente, guarda, se guardiamo i numeri, io dico una cosa: il Catania ha fatto 20 gol, ok? Sì. E il Benevento ne ha fatto 19. Il Catania ha subito 5 gol, il Benevento ne ha subito 6. Il Catania fa 20 gol segnando in 2 partite 10 gol. Sì. Il Catania ha subito 5 gol, di cui 4 in un'unica partita. Il Catania in casa non ha mai subito gol, il Benevento finora l'ha subito alla prima partita contro il derby della Casertana. Altrimenti anche il Benevento in casa era 0 gol. Quindi stiamo parlando sono numeri di squadre che allo stesso livello. Ma di squadre che secondo me sono simili. Sì. Con un'unica differenza che la faranno, la fame, zio Piero. Sì. Io vedo questo. Io ho sempre creduto questo. Nel calcio vince chi ha più fame. Poi le partite me lo insegnate, amici miei cari. Ogni partita ha una storia a sé. Può capitare pure che domenica il Benevento perde 3-0 o viceversa. Non è che si deve buttare il bambino con l'acqua santa, perché possono capitare, capisci? No, vabbè, ma Peppe, quello che diceva Auderi comunque è vero, non è importante, diciamo, per la vittoria del campionato, ma appunto è un test importante. Sì, è perché infatti, è pur sempre uno scontro diretto. L'ha chiamato infatti scontro diretto, che sono rilevanti. Sì, poi sicuramente la differenza la fa il percorso e la continuità che ha una squadra anche sulle squadrette che magari vengono solo a fare i figuranti in questi tornei. È così, perché Ferdinando, sai bene che a volte io sono sempre di quel parere, ma non perché sia cotto dell'anno scorso, figurati, non mi fa né caldo né freddo, credimi. Perché sono sportivo, io accetto le vittorie così come accetto la sconfitta e sto vicino alla squadra soprattutto nei momenti di difficoltà, perché io amo la maglia, non amo i calciatori che scendono. Un po' tutti la stessa cosa, io la penso così, è uguale. Hai capito? I calciatori vanno e vengono, lasciano il tempo che corre, ma la maglia rimane, però nel tempo che tu stai indossando quella maglia la devi sudare per il rispetto della città e dei tifosi che ogni domenica fanno sacrifici per andare allo stadio, perché lasciano la famiglia, il biglietto e quello che sia e quello che non sia, quindi tu non puoi fare il figurante, ma devi fare il professionista. Il calciatore non può giocare con l'amore dei tifosi, punto, perché il nostro è un amore, il loro è un mestiere. Perfetto. Te l'ho sempre detto, il loro è un mestiere, il nostro è un amore, punto. Ma guarda, tu lo sai, uno nel calcio che è un buon navigato, quindi li sappiamo come finiscono tante dinamiche, quindi oggi sei un eroe e domani non sei il niente, diciamo, no? Per la piazza, quindi
Guarda Peppe, qua dalla regia la nostra buona Mary ci dice che Purtroppo il tempo è quasi esaurito, raga. Abbiamo i tempi un Però pochettino- lunedì, se siete d'accordo, io lo inviterei di nuovo, visto Non c'è. Sì, telefonicamente, sì, dicevo. sì. Telefonicamente per poi Allora, innanzitutto lasciamelo dire, è Domani sempre il un buon piacere. Peppe è a Catania, Sì. lo andiamo Allora, a cogliere. domani sicuramente avremo il piacere di parlare anche di presenza, ma lasciamelo dire, è sempre un piacere parlare con Peppe sia di calcio che di tutt'altro, perché è una persona veramente eccezionale, una persona squisita. Peppe, ti sto facendo la corte. Lo siete anche voi. Però Peppe ha detto una parola magica e come l'ha ribattuto pure prima Mary, l'amicizia è con la A maiuscola, e quando tu rispetti questa parola, che oggi come oggi è un pochettino difficile, Rara. è rara, bravissima, e quindi l'amicizia va al di fuori di tutto, poi nel campo ce la giochiamo. Bravo. Nel cambio 90 minuti siamo avversari, ma noi l'amicizia nostra non la può interrompere Nulla e nessuno. nemmeno un gol nella porta sbagliata. Domani sarà come Raffaella Carà, no? Caramba, che sorpresa! Peppe, noi ti ringraziamo, ti aspettiamo Va bene. lunedì per un'altra chiacchierata telefonica, se sei d'accordo. Se riesco, volentieri. Dai, così poi commentiamo anche il risultato finale, no? Va bene, sì, se riesco, sai, ho cambiato per stare lì, ho cambiato alcuni turni di lavoro. Quindi. Ritagliati 10 minuti, fai finta che devi andare a fare la pipì in quel tempo quel frangente di tempo. Va Io bene. vi abbraccio, vi voglio bene e ci vediamo domani. Ciao Peppe! Grazie. Ciao, in bocca al lupo per tutto. Ciao, Ciao. Peppe. E allora ce l'abbiamo Abbiamo sforato di 5 minuti, però prima di chiudere, come ogni puntata del venerdì, ragazzi, dobbiamo fare i nostri pronostici, altrimenti non vi faccio andare a casa. E quindi voglio sapere un po' il vostro pensiero di quello che sarà. E oltre la fame, raga, scusate, lasciatemelo dire, però lo volevo dire prima, ma non l'ho fatto per non interrompervi. È vero che ci sta la fame di chi ha più fame, però è anche vero che ci vuole una botta di culo ogni tanto, che quella proprio non deve essere. Ma sai, la fortuna aiuta gli audaci. Hai capito? Dunque. Quindi anche quella Si vince fa un po' anche da con padrona. quella, si vince Anche quella con fa un po' di padrona. Allora, andiamo con i pronostici, vai. Allora, Piero, io Ferdinando che ogni volta dice io non dico nulla, però l'ultima volta che l'ha detto ha portato bene. Quindi inizia tu, Piero, e poi va a Fortu e vediamo cosa pensa. Dai. allora ti dico Qua stanno la verità, arrivando. la Nel verità, frattempo leggo. Aspetta, prima non ti Sì. interrompo, così poi continuate. Chiedo anche al Rullo di mettere i propri pronostici sul Rullo, che adesso dopo vi leggiamo. Ok? Quindi voi scrivete, non vi leggo immediatamente. Prima facciamo parlare i ragazzi e poi dopo ve le leggiamo voi. Vai. E allora, secondo me sarà una partita caratterizzata da qualche episodio. E secondo me, allora, se l'episodio è a favore nostro, pronostico un 2-0 per il Catania, stesso risultato della settimana scorsa. Qualora dovesse essere al contrario, ho anche l'impressione di un pareggio, un 1-1. Ok. Ho questa cosa qua, non sono... Non sei fisso. No. Se ti dovessi giocare una schedina, ne giocheresti due. No. No, 2 no, non lo giocherei direttamente. No, ho detto se ti dovessi giocare la schedina, ne giocheresti due di schedine, 2, non sì. due No, come pensavo a risultato. doppia chance. No. 2 di schedine intendevo. Che fai con doppia chance? Guarda, io credo che sbloccheremo la partita al primo tempo e secondo me ci sarà un 3-0 con il gol di un debuttante che quest'anno ancora non ha segnato. Ok, aspetta. Uno tra Roffini e il Caturano. Mi voglio sbilanciare. Oggi lo zio Piero si sbilancia. Io nel frattempo ho preso il telefono, così lo porto direttamente dinanzi a me, riesco a leggere tutti. Grazie Peppe. Vi faccio sapere che cosa scrive il Rullo, perché in TV che mi vede, ragazzi, ho il telefono della live, della diretta. Allora c'è Massimo che ci dà anche lui un 2-0, poi c'è Leonelo che ti saluta, Fili che dà il 3-1 e Leonelo dà il 4-0, Armando dà l'1-0, Salvo idem 1-0, salutiamo anche Santo che ci segue da Cireale, poi sempre Santo ci dà il 3-1. Il 4-2 da parte di Gaetano dice però secondo lui il Benevento sbloccherà per primo il risultato. Questo non lo leggo. Leonero, mi piace questo commento, però è poco carino. Scusami Mary se ti interrompo. Tanto volevo cogliere l'occasione per salutare il signor Sebastiano. Certo. Io ancora non sono arrivata da lui, però dopo.
lui non ne fa mai pronostici. No, voglio dire, lo fai un pronostico tu oggi? Ecco, vediamo. Sebastiano non si spinge mai, presidente, spingiti una volta ogni tanto. Poi abbiamo Ma magari vince la maglia, no? E poi, chi? Sebastiano, certo. Sicuramente non sarà partita da 0-0, secondo Santo, e dai anche dei nomi di Tacchio, Cicerelli e Caturano. Curva Sud Catania dà il 2-1 invece. L'unico, no, sono in due che danno anche il gol al Benevento. Sono in due che... Io credo che rimarremo imbattuti. Ok. Quindi questi sono i vostri pronostici. Siete sicuri di quello che state dicendo? Guarda, ti dico una cosa, secondo me Forte sarà uno degli autori del gol. Magari qualche difensore su un calcio piazzato, su un calcio d'angolo, qualcosina, e poi magari dalla panchina un Rolfini o un Caturano potrebbero dire la loro. Va bene, ragazzi, siamo pronti È per il mio, poi ripeto a dire. A che ora ci si va allo stadio domenica? Non si pranza a casa, questa Ovviamente. è una cosa scontata. Alle 14.30 è un po' scomodo. Alle 14.30 inizia, io dico a che ora ci si va? Alle 13.30. Un'ora prima. Ma anche un pochettino prima, perché noi abbiamo, guarda, dei riti scaramantici, Ok. no? Perché... Ma li facevate anche l'anno scorso sti riti? No, quest'anno ok. è nata tutta una nuova situazione, meno male, quindi perché non è che avevo quest'anno pensato- sta nascendo tanta situazione Tanta nuova. situazione. quindi. Va bene. Ragazzi, io a questo punto direi di chiudere. Però volevo fare una domanda a te, ma Dimmi. a te quando ti vedremo allo stadio? Ah, quello non lo so, però io ho un'abitudine. Tutti i miei pronostici li do in radio il pomeriggio alle 17, perché fino ad oggi ho sempre fatto così ed ho sempre portato bene, li ho sempre beccati, sempre. Quindi rimaniamo col dubbio. Non delle vi darò 17. il mio pensiero, l'ho condiviso oggi, chi era collegato l'ha sentito. Lunedì si ritorna sicuramente. Sebastiano con un si è sorriso. spinto per No, il- niente. Niente, non ti lascia andare. Ci sono tutti E i nostri Peppe amici. Bonafede? Peppe Bonafede non si è, no, nemmeno lui. Però tutti i ragazzi, come sempre, concludono la nostra puntata di Sotto il cielo rosso azzurro scrivendo sempre Forza Catania. E Questa ti è la dico cosa più un'altra bella. cosa, Questo lo oggi, diciamo anche noi, oggi Piero. c'è stato un messaggio che mi è C'è piaciuto. Piero, un nuovo pronostico. Piero dà il 2-1, anche secondo Ma sai, lui. mi è piaciuto oggi quel commento di Massimo dove ha detto, dice, sta portando bene, quindi speriamo in questo trend. Certo. E che dire, la parola magica era let's go Liotro. Sempre, bravo. Let's go Liotru! Vai ragazzi, facciamo i salutini e diamo appuntamento a lunedì. E niente, allora salutiamo tutti quelli che ci hanno scritto, hanno interagito con noi. E niente, che dire, chi ci ha ascoltato per radio, chi ci ha visto in TV, salutiamo tutti, rimandiamo l'appuntamento a lunedì dalle 19 alle 20 con la speranza di poter commentare l'ennesima vittoria del Catania, perché è fondamentale. E poi che dire, sempre Forza Catania. Io saluto Piero, saluto Mary e tutti quelli che ci hanno ascoltato. Esatto. Io ripeto a dire, saluto tutto il popolo rossoazzurro, speriamo che sia spettacolo sia sugli spalti che nel campo, sia una giornata di festa un pochettino per tutti, e che dire, sta portando bene, continuiamo su questo trend e ripeto a dire sempre e solo Forza Piero, io ti dico un'altra cosa, scusami. Questa sicuramente sarà una vittoria per lo sport, perché dopo tutti gli episodi che sono successi, trasferte vietate e tutto il resto, avremo comunque la tifoseria avversa, ospite che alla fine questa è una grande cosa, e questa è come ti posso dire, la vittoria dello sport. Let's go Liotro, let's go. Esatto, questo è il nostro slogan e noi così vi auguriamo a tutti la buona serata. Raga, ci risentiamo lunedì con la programmazione di Bella, perché adesso c'è il weekend, e lunedì sera con Sotto il cielo rosso azzurro. Forza Catania, ciao!